perché questi titoli sono finiti nel salvadanaio dei comuni, delle province e delle regioni. Per cui va a finire, per esempio, che la regione Puglia a un certo punto si è ritrovata ad avere 48 milioni di titoli della Grecia. E il danno, quant'è? Complessivamente il danno della regione al momento in cui siamo intervenuti è di circa 100 milioni, 103 milioni. Ma questi soldi li recupera la regione? Noi li abbiamo sequestrati e quindi il sequestro è un sequestro preventivo finalizzato alla restituzione alla regione di questo denaro. La Procura di Bari procede per truffa aggravata contro la banca Merrill Lynch, che ha disegnato l'operazione, che funziona così. Ogni 6 mesi la regione versa 22 milioni in un conto della banca, che servono a ripagare un debito della regione di 870 milioni che scade nel 2032. Questi soldi la banca li può investire in titoli della Grecia, del Portogallo, della Spagna, tenendo per sé l'alto rendimento, senza correre rischi, perché in caso di fallimento paga la regione. Per quanto riguarda la regione Puglia si trattava di amministratori pubblici che hanno sottoscritto dei contratti a Londra e soprattutto attraverso dei consulenti che erano stati direttamente nominati dalla banca, che ingannava il cliente che era convinto di ripianare un debito ad un tasso più vantaggioso rispetto a quello della Cassa Depositi e Prestiti, invece nel corso degli anni, proprio per la mancata trasparenza e la mancata informazione, aveva un costo aggiuntivo elevatissimo, ma soprattutto aveva un rischio elevatissimo, cioè il rischio che i titoli andassero in default e oltre alle rate e alla spesa complessiva perdeva completamente il capitale. L'intera operazione a tassi invariati avrebbe comportato un danno di 250 milioni di euro per la regione. Ma questo genere di operazioni, chi le ha promosse? Le banche o gli enti? O il ministro dell'economia, che all'epoca era Tremonti? C'è una confluenza di interessi, perché nel momento in cui il Tesoro ha autorizzato questo tipo di operazione all'inizio, 2001? c'era un interesse a collocare anche le obbligazioni dei comuni italiani. Che anche di quelli un po' in difficoltà, diciamo. In questi fondi sono confluiti anche i BOC del Comune di Taranto. Se si pensa che il comune di Taranto è già fallito, si capisce perché la Corte dei Conti è preoccupata. In questo tipo di operazioni non ci sono limiti alla quantità di titoli a rischio che le banche possono acquistare con il denaro del contribuente, fino alla scadenza dell'operazione, tra 10 o 20 anni. Naturalmente, purtroppo questi tipi di operazioni vanno a ricadere sulle generazioni future. A meno che questi enti non si diano da fare adesso per cercare di riequilibrare questi contratti. Certo. Quindi li invitate a darsi una mossa, eventualmente a negoziare. Sì. Gli amministratori pubblici potrebbero impugnare le clausole di buona fede e mettere al sicuro i soldi del contribuente, ma sarebbe come ammettere che in passato non ci hanno capito niente. Nel caso della regione Lombardia, il fondo Sinking Fund gestito da UBS e Merrill Lynch aveva accumulato a fine 2008 36 milioni di titoli della Sicilia e 115 milioni della Grecia. A quanto sono arrivati oggi? Lo abbiamo chiesto più volte all'assessore alle finanze Romano Colozzi, ma non ci ha degnato di nessuna risposta. Il presidente Formigoni, in compenso, ha dichiarato che non c'è problema, tanto la Grecia non fallisce. Vi basta questa risposta? Non ci basta né come consulenti finanziari indipendenti né come cittadini lombardi, ma neanche come cittadini italiani. Cioè pensiamo che se questi dati fossero sistematicamente pubblici, la banca incaricata della gestione del Sinking Fund sarebbe indotta a preoccuparsi moltissimo di ben figurare al cospetto degli osservatori esterni. Quando poi l'osservatore esterno è una delle massime autorità nel campo, ecco che scopre che la regione Lombardia si è fatta caricare dalle banche un costo implicito di 95 milioni e 349 mila euro. Il professor Darrell Duffy di Stanford ha radiografato l'operazione di Formigoni per conto della Procura di Milano, dove il PM Alfredo Robledo indagava le banche per truffa aggravata. La regione Lombardia, in questa operazione, ha sborsato circa 300 volte il prezzo considerato equo dal mercato, buttando via più di 95 milioni di denaro dei lombardi. Da Milano a Bari ogni volta dobbiamo aspettare che si muova un giudice per quantificare il danno di queste operazioni, quando invece abbiamo la vigilanza della Consob che ha un ufficio studi e analisi quantitative, che potrebbe uscire, prendersi le carte e fare le analisi, come prefigurava d'altronde la bozza di un regolamento che è fermo sul tavolo del Ministero dell'Economia da più di un anno.
Ma cosa aspettano? Che dopo il comune di Taranto fallisca anche la Sicilia o il Portogallo? Consob potrebbe consigliare agli amministratori della regione quali accorgimenti adottare in corso d'opera, nell'interesse della regione e quindi dei lombardi. Invece adesso come adesso non lo può fare. Adesso come adesso invece sostanzialmente abbiamo il fucile, abbiamo le pallotole, ma non possiamo sparare. Intanto i buchi di bilancio così creati rimangono fuori dalle statistiche e dai controlli, grazie all'ingegno dei nostri amministratori pubblici, che trovano sempre nuovi sistemi per spostare i debiti sulla testa di figli e nipoti. C'è chi costituisce società controllate per ripulire il bilancio dai debiti, come il Comune di Napoli. Altri enti, per indebitarsi oltre il lecito, ricorrono al leasing, che è una forma di noleggio. Chi non rispetta il patto di stabilità l'anno successivo non può indebitarsi. Come il leasing diluisco il pagamento in 20 anni e quindi effettuo dei pagamenti minori nel tempo. Poi non dimentichiamoci che il leasing rispetto a un normale finanziamento ha dei costi maggiori. Ci sono comuni che si sono fatti fare in leasing la pista ciclabile e non è che poi la ciclabile la restituisci a chi te l'ha noleggiata. Il comune di Gessate, in provincia di Milano, si è fatto fare in leasing addirittura il cimitero. Ma perché non avete fatto un mutuo? Perché questo ci portava nelle difficoltà di rispettare il patto di stabilità. Invece col leasing sì. Siamo riusciti ad ampliare il cimitero, stante il fatto che non avevamo più possibilità di tumulare i nostri morti. Il problema è che il leasing presuppone che si possa restituire il bene dopo un certi anni, non è che si può restituire il cimitero. Si può mettere in vendita nel momento in cui vendo i loculi. Gli enti locali sono così tirati per il collo che gli amministratori devono inventarsi strani marchingegni per garantire la sepoltura dei loro morti, cosa che magari lì per lì risolve il problema, ma magari nel tempo rischia di creare dei buchi a 6 zeri, vedi caso Regione Lombardia. Per quel che riguarda la Puglia, Merrill Lynch ha smobilitato tutti i titoli della Grecia, ma potrebbe ricomprarli sempre a spese della Regione. La Procura invece ha chiesto il sequestro delle rate altissime che devono pagare alla banca, ma se entro agosto non si metteranno d'accordo, Merrill Lynch, che opera sul mercato di Londra, potrà chiedere lo stato di insolvenza della regione. Se dovesse succedere sarebbe un bel problema per tutte quelle regioni, province e comuni che sono tanti e che hanno dentro ai loro conti i titoli della Regione Puglia, perché dovrebbero pagare il fallimento di tasca loro.